Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta, buon 25 aprile, oggi festa anche di San Marco, il patrono di Venezia. Avete visto, è appena terminata la cerimonia alla Basilica, tantissima la gente che ha partecipato dopo questi 2 anni davvero difficili e come detto in tutte le piazze d'Italia oggi si celebra il 77° anniversario della liberazione, una festa dopo 2 anni davvero di celebrazioni condizionate dal Covid e soprattutto in un momento particolare come quello che stiamo vivendo con l'ombra della guerra in Ucraina. Lo stesso presidente della regione Luca Zaia ha detto 77 anni fa con la liberazione per il nostro paese si concludeva il secondo conflitto mondiale e con la democrazia ritrovata si è cementato quello spirito di rinascita alla base di uno sviluppo senza precedenti per la nostra regione che dalle rovine e dalla miseria passò ad essere uno dei principali poli produttivi a livello internazionale. Oggi purtroppo assistiamo alla guerra, una nuova guerra, quella in Ucraina, un'aggressione internazionale che al di là di ingenti intenti geopolitici ha prodotto nuove e numerose vittime tra civili e bambini, decine di migliaia di profughi, distruzioni di intere città e paesi, una scia di sangue che con forza chiediamo sia al più presto interrotta. E poi ovviamente fa riferimento alla festa di San Marco il 25 aprile, per noi anche la festa del patrono delle genti venete, San Marco, il cui leone alato è ancora simbolo universale sulla nostra bandiera, prosegue il governatore, l'unica bandiera al mondo su cui figura la parola pace, è la sintesi di un'antica tradizione di libertà, solidarietà e altruismo da sempre proprio della nostra gente. Però oggi purtroppo dobbiamo aprire questa edizione anche con la cronaca perché la Marca ha vissuto davvero una notte terribile sulle strade, 2 incidenti stradali, 2 vittime e 3 persone che sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale di Treviso. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino a Spresiano lungo la Pontebana, poco prima del ponte della Priula, un'auto, una Volkswagen Golf su cui viaggiavano 4 giovani che stavano rincasando dopo una serata trascorsa insieme, è uscita di strada ed è andata a schiantarsi contro un platano a bordo della strada non distante dallo stabilimento della Fassa Bortolo. Il mezzo procedeva in direzione Conegliano, una passeggera del veicolo, una ragazza nata a Conegliano e residente a Mareno di Piave ma di origini straniere, 23 anni, ha perso la vita mentre sono rimasti feriti 3 ragazzi che si trovavano con lei a bordo del mezzo e sono stati trasportati in ospedale. Alle 5:30 lo vedete dalle immagini un altro incidente mortale avvenuto lungo l'autostrada A4 poco prima dello svincolo di Cessalto in direzione Trieste con il tamponamento di un camion da parte di una vettura, deceduto sul colpo l'automobilista, intervenuti i vigili del fuoco di San Donà, Mestre e Motta di Livenza che hanno messo in sicurezza i mezzi. Niente da fare per l'automobilista morto sul colpo come accertato dal medico del SUEM. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro e per il personale autostradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Ed ancora cronaca perché c'è stato un incendio nel Miranese la notte scorsa, poco dopo le 23 vigili del fuoco sono intervenuti in via Miranese a Mestre per l'incendio di Vampato a secondo piano di una palazzina di 4 composto da 12 appartamenti. Vedete le immagini, diversi condomini hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per aver respirato del fumo. Le fiamme sviluppatesi per probabili cause elettriche all'interno di una camera da letto si sono anche estese ad altre parti dell'alloggio, evacuati tutti gli appartamenti, i pompieri arrivati da Mestre con 2 autopompe, un'autobotte, un'autoscala e 15 operatori coadiuvati dal capo servizio hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo ad evitare un incendio generalizzato. Controllati con l'autoscala gli appartamenti rimasti chiusi, diversi condomini sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario per aver respirato del fumo e alcuni sono stati trasferiti in pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno estinto del tutto l'incendio che ha completamente bruciato la camera da letto con lo scoppio delle pignate del soffitto e danneggiato il resto dell'appartamento. Dopo l'evacuazione dei fumi e il controllo di tutti gli appartamenti, i condomini sono stati fatti rientrare, ovviamente inibito l'uso dell'alloggio interessato dall'incendio. Queste dunque le notizie. Io vedo sullo schermo, lo vedo già, il nostro Lucio Zanato che si trova a Venezia, l'abbiamo detto, oggi festa di San Marco, festa è il patrono di Venezia. Lucio, buongiorno.
Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Come vedete non sono da solo, sono con il collega Lorenzo Maia della redazione di Venezia, perché abbiamo assistito questa mattina intanto all'alzabandiera che è, diciamo, di rito. Questa mattina le tre bandiere, la bandiera italiana, la bandiera europea e naturalmente la bandiera di San Marco, grazie a un picchetto fatto dai lagunari, dall'esercito e dalla marina. E poi naturalmente abbiamo seguito la celebrazione della Santa Messa officiata, anzi presieduta dal Patriarca di Venezia. Allora Lorenzo, intanto il commento a questo 25 aprile visto dalla parte della Chiesa. Hai seguito la celebrazione, il Patriarca è stato molto duro sin dall'inizio parlando della guerra e di questo momento duro. Sì, il Patriarca lo ha voluto ricordare proprio perché la festa di San Marco non può prescindere da quello che stiamo vivendo a livello internazionale. Come sapete, come sappiamo, non è la prima volta poi che il Patriarca si sofferma su questo dramma, lo ha fatto anche durante tutte le celebrazioni pasquali, proprio perché vuole che da Venezia arrivi un forte richiamo alla pace. Poi una celebrazione che è stata concelebrata anche da 2 vescovi inglesi, e quindi anche questo è molto importante. Poi ricordiamo una cosa che ci inorgoglisce: la nostra bandiera, la bandiera di San Marco, è la bandiera con la scritta pace all'interno, è l'unica bandiera al mondo. Infatti il Patriarca ha proprio detto Pax Tibi Marce e ha richiamato l'invocazione alla pace, il fatto che San Marco sia stato il primo evangelista a aver inventato, possiamo dire così, un collega cronista che ha inventato il Vangelo, richiamando a Gesù, alla persona di Gesù, ma richiamando a un forte senso di pace per tutti, anche per tutte le genti di Venezia, del Veneto e del mondo. Senti, tu da cronista veneziano come stai vedendo questo 25 aprile? Magari con il nostro operatore vediamo quanta gente è tornata in piazza San Marco. La gente è tornata in piazza San Marco e è un bel segno. Già l'anno scorso c'era stata più gente rispetto all'anno precedente, però la piazza oggi è piena, il sole e il meteo sicuramente aiutano. Una Venezia che vuole ripartire e che già da Pasqua ha fatto vedere che i turisti erano tornati ad affollare la città. Si sta ricominciando a parlare di prenotazione. Piano piano la città si sta rimettendo in moto un po' e vuole comunque essere un punto di riferimento per tutti, speriamo positivo. Ecco, a proposito di positività, però abbiamo saputo che soprattutto nel weekend pasquale, aspetta mi abbasso così ti dà un po' meno fastidio il sole, e intanto facciamo vedere ancora la gente intorno, così facciamo vedere a casa quanta gente si sta godendo Venezia, si sta godendo praticamente questa cosa unica al mondo. Arrivano da tutto il mondo qui. Però abbiamo detto che hanno incrociato i dati dei telefonini e ci sono tanti, come dire, turisti fantasmi. Sì, è un po' che si sente dire anche che appunto i residenti sono di più di quelli che, o comunque quelli che vivono nella città sono di più dei residenti ufficiali. Sicuramente è uno dei problemi, degli aspetti che ritorna a fare capolino adesso che la città è ripartita. Ovviamente quando era deserta non c'era stato questo segnale, adesso ricomincia piano piano e quindi stiamo a vedere un po' nei prossimi mesi come sarà. Anche si discute adesso molto del discorso della prenotazione, di una prenotazione per... L'assessore Venturini mi pare abbia lanciato quest'idea di questa prenotazione online. Ma era da un po', è già da prima della pandemia che c'era questo progetto di dare un contributo di accesso ai turisti giornalieri, coloro che non pernottano e quindi in determinati periodi dell'anno. Poi la pandemia ha messo un po' tutto in pausa, adesso si ricomincia a parlare. Ricordiamo oggi anche per quanto riguarda la celebrazione del gesto dei gondolieri che hanno portato il boccolo tradizionale al Patriarca, l'attenzione anche al mondo del lavoro, ai gondolieri, alle vetrerie che stanno soffrendo, già un segno che anche l'anno scorso il Patriarca aveva voluto fortemente. Eravamo insieme l'anno scorso, ci ricordiamo che il Patriarca aveva voluto anche andare in gondola proprio per questo motivo, per dare un segnale di vicinanza ai gondolieri, alla città che era ferma. E quest'anno il gesto del boccolo è stato ripetuto, una celebrazione che non è stata più contingentata, quindi anche una basilica bella affollata, mentre l'anno scorso c'era molto meno gente, per cui tutti i piccoli segnali che si sta ripartendo con
le cose positive anche con i problemi che ci sono. Meno male che non mi hai spoilerato l'idea della spiegazione del boccolo, lo lasciamo alla fine come colore di questa scaletta che con Daniela stiamo raccontando qui da Venezia. Senti Lorenzo, però ad esempio io questa mattina all'alzabandiera non ho visto il sindaco Brognaro. Come sta? Il sindaco Brugnaro sta bene, ha molti impegni perché è festa per tutta la città, non solo per il centro storico, anche per la terraferma. Sta bene, deve ovviamente fare un po' di attenzione, ma sta bene, è carico. E mi ha detto che oggi pomeriggio c'è una celebrazione qui a Palazzo Ducale, lui sarà presente, ti risulta? Sì, certo. Ci saranno le premiazioni di San Marco e lui ci sarà sicuramente. Oggi c'era il vice sindaco Andrea Tomaello con la fascia che lo ha rappresentato. Senti, ma questa Venezia, tu da veneziano, anche seppur dal Lido, come la stai vivendo? La vivi come un assedio, un nuovo assedio, oppure dopo la pandemia i veneziani si sono resi conto che, diciamo, il motore economico è fondamentale per tenere in piedi tutto sommato questa città? Beh, è chiaro che il turismo è fondamentale per Venezia, non può essere l'unica cosa a tenere su la città, ci vogliono tante cose. Un turismo che va gestito con equilibrio, trovando anche soluzioni nuove, però diciamola tutta, è giusto che ogni persona abbia la possibilità di venire a Venezia e visitarla, perché è una meraviglia non solo dei veneziani ma del mondo. Allora, intanto noi continuiamo a parlare, però volevo se il nostro operatore faceva vedere tutte queste bandiere di San Marco che sono veramente uno spettacolo che così ha dietro anche la cornice. Senti, parliamo invece della Biennale. Come sta andando? Perché questa mattina noi siamo arrivati alle 6 perché abbiamo cominciato presto per fare l'allestimento per la diretta e devo dire che ho trovato tanta gente già in movimento a Venezia e poi anche diverse barche, seppur di tecnici, che si stavano portando verso la Biennale. Sta funzionando bene, insomma, è partita bene. È una grande biennale, è partita molto bene, con grande entusiasmo, in ritardo di un anno, quindi questo ha fatto anche aumentare un po' l'attesa che c'era di fronte a questo evento. Voglio raccontarvi un episodio di martedì, quando c'è stata l'apertura per la stampa. Già un'ora prima, l'apertura dei cancelli era alle 10, già alle 9 c'erano giornalisti in coda proprio per confermare quello che dicevi tu. C'è una grandissima attesa da tutto il mondo, perché si sentiva veramente nel Viale dei Giardini parlare tutte le lingue, inglese, francese, spagnolo, tedesco. Però non il russo, io volevo arrivare là. Senti, come viene vissuto dall'arte questa situazione di guerra? Perché si dice che ad esempio, non so, Dostoevskij non va cancellato, però in Biennale gli artisti russi non sono arrivati, mi pare. Gli artisti russi non sono arrivati, non per una scelta della Biennale, ma per una decisione, una scelta degli stessi artisti russi che hanno detto c'è la guerra, non riusciamo a essere pronti per questo appuntamento, scelta che poi è stata confermata dal commissario del padiglione russo. Ho potuto seguire il padiglione ucraino con tutte le situazioni che hanno richiamato al dramma internazionale. Gli ucraini hanno detto in questo momento noi non riusciamo a dialogare perché ci stanno bombardando casa. Tuttavia l'arte, come ha ricordato il presidente Cicuto e la direttrice della Biennale d'Arte Cecilia Remani, che ha fatto un lavoro straordinario, si offre come ponte di dialogo, e poi i tempi sarà la situazione internazionale, i fatti della storia a doverli definire. Certo è che lanciamo un richiamo alla pace per tutti. Devo dire, Lorenzo, che ti ammiro, perché una delle doti dei giornalisti è avere una memoria di ferro. Ricordarsi i nomi di tutti non è facile e tu sei uno di quelli che si ricorda veramente i nomi di tutti. Allora, siccome abbiamo la nostra collega, purtroppo fisicamente non te lo possiamo portare il boccolo, Daniela, però lo vogliamo raccontare a tutte le donne che non sanno perché Venezia è il boccolo e soprattutto perché è un gesto che si dà alle donne. Diciamo c'è una lunga storia
del boccolo, del fiore intinto di sangue, e quindi ecco qui il richiamo al rosso che veniva consegnato da chi partiva per andare verso la liberazione, la persona amata che non sapeva poi se sarebbe ritornata al fronte. Ecco, da quel giorno questa rosa in tinta di rosso è diventata il boccolo, e che qui a Venezia e un po' anche forse nel Veneto si dà alla persona amata, ma anche alle persone care, come segno di riconoscenza, di amore perenne che perdura sempre nella vita. Ecco. Anche nonostante la guerra, e poi proprio nel giorno di San Marco, ma anche nel giorno della liberazione. Daniele, se hai delle domande da studio, se no noi continuiamo, perché qui a San Marco l'atmosfera è stupenda, dovresti essere qui anziché in studio per percepire la positività di questo momento. Se hai domande? No, noi stiamo ascoltando davvero con piacere Lorenzo, e vi ringrazio anche per il boccolo come se l'avessi ricevuto, e vediamo anche tantissima gente fra l'altro proprio intorno a voi. Sì, esatto, c'è tantissima gente. Lorenzo, secondo te qual è, diciamo così, da dove arrivano maggiormente i turisti? Sono europei oppure sono anche dagli Stati Uniti o anche dalla Cina? Allora no, c'è un turismo italiano, intanto perché l'Italia anche durante la pandemia si è riversata tutta su Venezia. Turismo italiano, e poi un turismo europeo dei paesi, diciamo, un po' così più confinanti, tipo Svizzera, Germania, Francia, Austria, i paesi più vicini. Certamente adesso sono anche ripartiti gli scali aerei, le rotte aeree, per cui ci sono anche turisti internazionali da paesi un po' più lontani, però è un turismo europeo più di prossimità, con qualche puntata. Sicuramente non ci sono i russi, sicuramente gli americani in tempo di guerra non viaggiano, per cui magari qualcuno ci sarà, ma le percentuali sono molto ridotte. Ecco. Senti, no, perché stavo pensando al Caffè Floriana, ai vari caffè che hanno riaperto, ma a prezzi come stiamo? Cioè, poi un'altra domanda, perché più di qualcuno me l'ha detto, ma allora questa idea della prenotazione vale anche per i veneti o solo per i turisti, diciamo, come direbbe Zaia Forestieri? Allora no, per i veneti, per tutti i veneti non vale. Diciamolo chiaramente, cioè noi a Venezia ci possiamo andare sempre senza prenotazione. Certamente, sarà così. Tutti i veneti potranno andare, diciamo anche che questo sistema della prenotazione è solo in determinati momenti clou di afflusso, proprio per contingentare i flussi, e non riguarderà chi ha una prenotazione, riguarda il turismo giornaliero. Ecco perché viene detto un contributo di accesso, cioè le persone che già non pernotano, che però usufruiscano dei servizi, e credo anche se questo poi dipenderà dalle scelte, che ci saranno comunque tariffe accessibili, molto accettabili per tutti, e non riguarda neanche per esempio gli studenti o coloro che anche da fuori Veneto, ma che vengono qui o per lavorare o per studio o per motivi anche sanitari, per tutte situazioni di lavoro. Questi non riguardano la prenotazione, riguardano il turismo, chi viene qui in vacanza. Ecco, poi l'altra domanda invece, siccome sentiamo di sottofondo la musica, se sono riaperti i caffè del salotto di Venezia, volevo chiederti, i prezzi sono saliti qui a Venezia? I prezzi sono i soliti prezzi, non è che certamente uno che viene qui a San Marco un caffè lo paga per la visuale che la città offre. Ecco. D'altra parte è uno spettacolo unico al mondo. D'altronde però, Lucio, voglio anche così raccontarvi che, per esempio, non per prendere assolutamente le parti di nessuno, ma qui un affitto di un'attività raggiunge anche prezzi di 30-40 mila euro al mese. Per cui è tutto. Cioè, vedete che 30-40 mila euro al mese, e quindi voglio dire, per tirare su 30-40 mila euro al mese, sai il caffè che devi fare? Però hanno ricaricato bene appunto per. Ecco, allora, siccome abbiamo ancora 2 minuti, mi pare, Daniela, vero? Non di più? Sì, esatto, 2 minuti. Giusto? Perché sì, certo, Lucio, 2 minuti. Ecco, allora io.
Allora, volevo terminare con, diciamo, cosa si mangia il 25 aprile qui a Venezia, perché abbiamo parlato d'amore, abbiamo parlato della messa, abbiamo parlato della passeggiata, però non abbiamo parlato della tavola. Sardine Saur, cos'è? Qual è il piatto tipico qui a Venezia per San Marco? Allora, non c'è un piatto tipico per San Marco, mentre per esempio c'è per la Madonna della Salute, che ci sono le castradine. Diciamo che il giorno di San Marco è il trionfo della cucina veneziana, per cui pesce per tutti i gusti, ecco, però non c'è un piatto tipico del 25 aprile. Siccome tu sei poliedrico e quindi ti intendi anche un po' di cucina, cosa suggerisci ai nostri telespettatori così come prelibatezza da tenere in considerazione nel giorno di San Marco? Il risotto di Go. Ecco, il risotto di Go, che per chi non lo sapesse è un pesce, ed è un pesce... È un pesce anche, tra virgolette, povero, che però preparato nella giusta maniera, mantecato con del risotto, offre un piatto che è davvero prelibato. Il problema non è trovare un piatto, è saperlo cucinare, Lucio, perché non è facile. E i veneziani lo sanno fare. Certamente. Daniela, hai capito? Allora, un risotto al go, come si dice. Poi a me invece mi piacciono molto le seppie in umido e credo che opterò per questa seconda possibilità. Un giorno devi venire qui con più calma e andiamo a pranzo e magari racconteremo anche ai telespettatori il pranzo. Ecco, vedi, quella potrebbe essere già un'idea, ma ci portiamo anche la Daniela questa volta, certo, che verrà in esterna con noi. Molto Ciao, volentieri. Daniela. A te, Daniela. Grazie Lucio, grazie davvero anche a Lorenzo Maier, grazie. Noi andiamo avanti e lo ha fatto attendere anche tanto il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno, intanto con lei volevo dare lettura del bollettino perché si dimezza rispetto a ieri il numero dei contagi Covid in Veneto registrati nelle ultime 24 ore, sono 2053 contro i 4091 di ieri, lo rileva il bollettino regionale, vi sono anche 7 vittime, il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.638.105, quello dei decessi a 14.400, quasi invariato invece il dato dei soggetti attualmente positivi che sono 74.321 meno 366, variazioni poco significative anche per i dati ospedalieri, i malati Covid ricoverati in area medica sono 877 più 20, quelli in terapia intensiva rimangono 34 come il dato registrato ieri. Dunque, direttore, la situazione insomma a livello di contagi sta migliorando. Sì, diciamo che sta migliorando, teniamo conto che però ieri era domenica, quindi si fanno meno tamponi, si fanno tamponi fino alle ore 12, per cui sicuramente il numero è ridotto e quindi anche il numero di positivi. Diciamo che noi siamo sempre comunque a un tasso di positivi di 700 su 100.000 abitanti, quindi abbiamo un lieve calo, ma però manteniamo costantemente ancora le positività da circa una settimana, intorno ai 700-800 casi positivi su 100.000 abitanti. Quindi non c'è un calo reale oggi ancora. Ecco direttore, dal 1° maggio poi ci saranno le nuove regole e adesso questa settimana dovrebbe riunirsi la cabina di regia e probabilmente saranno abolite le mascherine anche all'interno di alcuni locali, non ci sarà più l'obbligo del Green Pass, situazione che potrebbe un po' mettere in pericolo insomma, o creare qualche problema rispetto insomma, a com'è la situazione oggi. Beh, guardi, noi oggi abbiamo ancora sostanzialmente 77 ricoverati in area non critica e ancora 2 persone in terapia intensiva. Sicuramente levare le mascherine con clima ancora come l'attuale potrebbe essere ancora rischioso perché potrebbe produrre un aumento di positività. Però credo che sia fondamentale, lo dico per salvaguardare le persone anziane, le persone fragili, che se finalmente tutti aderissero, queste persone over 80, alla campagna vaccinale con la 4ª dose, io credo che problemi per queste persone non dovrebbero essercene. E per gli altri, ecco, come sappiamo, i contagi portano sostanzialmente a qualche linea di febbre, un po' di mal di gola e nel giro di non più di qualche giorno, ma di una settimana, 10 giorni, dovrebbero ritornare negativi, perché abbiamo visto purtroppo che questo virus per diventare negativo ci impiega più tempo del Delta, intorno ai 10 giorni. Ecco, direttore, a livello di campagna vaccinale per gli over 80 com'è la situazione?
Siamo ancora a livelli molto bassi, siamo intorno al 24-25%. Teniamo anche conto che una buona parte degli over 80, a causa appunto del decadere delle difese anticorpali, ha preso il Covid, ha preso l'Omicron 2 e quindi chiaramente queste persone non serve che si vaccinino. Però per essere tranquilli dovremmo arrivare al 50%, cosa che alla quale rispetto a questa siamo ancora molto lontani. Ecco, direttore, parlando anche invece del recupero delle prestazioni ospedaliere, insomma quelle che erano rimaste in sospeso con il Covid, invece la situazione com'è? Sì, la situazione è buona, nel senso che nonostante la carenza di personale, ribadisco sempre, di specialisti, e nonostante che i nostri medici, i nostri infermieri siano stanchi dopo 2 anni dove si sono dati da fare e hanno lavorato facendo ore e straore, sono ancora pronti per dare una mano e li ringrazio ad abbattere le liste d'attesa. Devo anche dire che non è solo il problema delle visite accumulate durante il lockdown, durante i 2 anni, ma anche il problema legato ovviamente ad un aumento di richiesta delle prestazioni. Guardi, noi rispetto al 2019, che è un anno che fa fede perché era l'anno senza Covid, abbiamo aumentato la richiesta in certe specialità, radiologia, cardiologia, pneumologia, dermatologia, di oltre il 30% di prime visite. Quindi lei capisce che dobbiamo dare una risposta alle prime visite, che significa le B, e le urgenti, e poi ovviamente a tutte quelle che abbiamo accumulato. Comunque noi contiamo, grazie anche alla quota che ha messo in gioco la Regione per fare la libera professione aziendale, quindi dei nostri dipendenti, di abbattere completamente le liste d'attesa entro l'anno. Ecco, un'ultima domanda per quanto riguarda invece i medici di base, ci sono novità relativamente anche agli specializzandi? Sì, la Regione è riuscita a portare a casa il fatto che i 100 nuovi specializzandi possano lavorare, possono avere dei mutuati. Sarebbe auspicabile riuscire a passare ai 1000 mutuati per ogni medico. Questo andrebbe a coprire una parte di persone che ovviamente sono costrette ad andare, i medici, fuori della loro area, del loro comune di pertinenza. Quindi speriamo che questo si possa fare, che il Ministero lo accetti, e contemporaneamente dobbiamo trovare delle forme alternative, che significa, adesso che abbiamo avuto il concorso degli infermieri e quindi dovremmo iniziare ad apprendere i nuovi infermieri, di dare qualche infermiere in più alla medicina di famiglia per attivare il progetto della Regione dell'infermiere di famiglia, in modo tale da far fare tante cose, per esempio tutte le, i processi delle patologie croniche all'infermiere di famiglia. Ecco, a Treviso quanti specializzanti potrebbero arrivare? Credo sui 110 che la Regione ha messo a disposizione a livello Veneto, una trentina dovrebbero arrivare a Treviso. A noi mancano 70 medici di famiglia, quindi sono circa la metà, ma se riuscissero ad arrivare a 1000 mutuati l'uno, credo che riusciremmo a sanare diverse situazioni che oggi effettivamente sono difficili. Direttore, la ringrazio davvero. Grazie a voi, grazie a lei e buon San Marco, buon 25 aprile. Grazie, buon 25 aprile anche a lei, grazie. Noi adesso ci fermiamo, prima saluto il sindaco di Treviso, lo vedo sullo schermo, vediamo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sindaco, le chiedo pochi istanti di pubblicità, poi torniamo in studio con lei, così anche parliamo insomma di Treviso. Abbiamo visto una Treviso davvero piena di gente nelle ultime festività. Ci fermiamo solo qualche istante, Sindaco, e torniamo da lei. Siamo tornati nuovamente in studio, l'ho presentato prima, vediamo se è ancora in collegamento. Eccolo qua, Sindaco di Treviso, Mario Conte, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito, buon San Marco e buona festa della liberazione. Sindaco, grazie anche a lei. Sindaco, dunque, una Treviso abbiamo visto in questi giorni davvero piena di gente, insomma Treviso torna davvero a vivere e si torna davvero alla normalità. Sì, vedo il sottotitolo Treviso l'assalto dei cittadini, aggiungerei anche dei turisti però, perché proprio questa mattina in occasione delle celebrazioni ho visto una piazza di signori che parlava tante lingue, inglese, tedesco, francese, spagnolo, segno evidente che era una città strapiena di turisti, e questo
sinceramente mi fa piacere, ci sprona a far sempre di più, però ci consente anche di cominciare a raccogliere i primi frutti di quella importante campagna promozionale turistica messa in piedi insieme al Consorzio del Prosecco e insieme a Ryanair, che sta di fatto riempiendo la nostra città di tanti bei turisti, e di questo sono sinceramente orgoglioso e contento, e è uno sprone a far sempre di più, perché la nostra città, già meravigliosa di suo, più con i trevigiani che sono un valore aggiunto, più con i nostri prodotti, la nostra storia, le nostre attrazioni culturali, diventa davvero una meta ambita per tutti i turisti. Ecco, Sindaco, abbiamo visto anche i dati dell'aeroporto di Treviso, sono dati davvero importanti dopo 2 anni di grandi difficoltà. Sì, anche perché ricordo che in piena pandemia, quando cercavamo di fare le stime per capire quando ci saremmo ripresi, si parlava di 4-5 anni per tornare ai livelli pre-pandemia, invece già quest'anno di fatto abbiamo raggiunto i livelli del 2019. Ricordo che nel 2019 Treviso era la città che cresceva a velocità doppia rispetto alla media regionale, e la regione è la regione più turistica d'Italia, e quindi una Treviso che stava volando a livelli altissimi, e abbiamo già eguagliato quei risultati, quindi una grande soddisfazione. Devo ringraziare tutti i cittadini, tutti gli imprenditori del settore del turismo, tutti i ristoratori, i titolari dei bar, dei locali, tutti coloro che stanno organizzando eventi culturali, perché è una città strapiena di eventi che ne ha per tutti i gusti, e ogni giorno c'è qualcosa da vivere e da capire. Quindi sono davvero tanto soddisfatto di rappresentare questa comunità che ha saputo reagire in un modo straordinario. Ecco, e solo una domanda: il giorno di Pasquetta, insomma, ne avevamo parlato anche con il presidente dell'Ascom proprio sabato, molti negozi abbiamo visto, insomma, girando per la città erano chiusi, sicuramente il giorno di Pasquetta, però insomma qualcuno dice ma insomma c'è una ripresa, perché non approfittare, non magari aprire maggiormente i negozi, perché insomma la gente girava, guardava le vetrine, però erano davvero pochi i negozi che erano aperti. Sì, però anche in questo caso mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno anziché quello mezzo vuoto, nel senso che rispetto comunque al 2019 erano molte di più le attività che hanno tenuto aperto proprio nei giorni festivi, segno evidente che la mentalità sta cambiando. Noi di fatto stiamo diventando proprio in questo periodo città turistica, e forse è proprio quello uno degli elementi che ci rende attrattivi, perché qui il turista viene trattato come un amico e non come un turista. Ovvio che il rovescio della medaglia di una città non turistica nella mentalità è che a volte qualcuno decide ancora di riposarsi, giustamente perché sono reduci comunque da anni impegnativi, e magari proprio in quei giorni che serve offrire un servizio ai turisti tengono chiuso. Però ripeto, quest'anno rispetto al 2019 ho visto molte più attività aperte, e credo che sarà un volano che porterà a un costante aumento anche i prossimi anni. La Pasqua e la Pasquetta di quest'anno hanno visto tantissimi turisti in città, chi ha tenuto aperto ha lavorato tantissimo, sono convinto che parlerà con i colleghi che il prossimo anno faranno la stessa scelta e magari si riposeranno appena dopo Pasqua. Però devo esprimere grande soddisfazione e grande riconoscenza nei confronti degli imprenditori del mondo del turismo. Dal 1° maggio, Sindaco, insomma, lo sappiamo, l'abbiamo chiesto anche prima al dottor Benazzi, cambiano le regole e ovviamente aspettiamo poi l'esito della riunione della cabina di regia che ci sarà questa settimana, però insomma da quello che si dice non ci sarà più l'obbligo delle mascherine all'interno dei locali, non ci sarà più l'obbligo del Green Pass, e questo insomma è sicuramente un tornare alla normalità, perché lo abbiamo detto, abbiamo parlato anche con ristoratori che erano davvero, insomma, tiravano un po' un respiro di sollievo perché non era facile, soprattutto nei bar, però dall'altro c'è un po' la preoccupazione ancora, perché questo virus non è stato sconfitto, circola ancora. Sì, diciamo che siamo nella fase di diminuzione delle restrizioni, quindi è tutto più bello, è tutto più leggero, è tutto più bello anche da annunciare ai nostri cittadini rispetto a quando invece eravamo costretti a dire torna l'obbligo della mascherina, torna l'obbligo del Green Pass, eccetera. Quindi voglio dire, comunque stiamo andando verso un periodo decisamente
più leggero anche da un punto di vista psicologico e morale per la nostra comunità. Ovvio che siamo in piena fase di convivenza con il virus e quindi la responsabilità deve essere comunque un atteggiamento prioritario da parte dei nostri cittadini, in primis del sindaco, che devono avere sempre con sé la mascherina, perché nel momento in cui percepiscono una situazione che può essere di assembramento e un po' pericolosa, non dobbiamo vergognarci di continuare ad indossarla. Ricordo che la mascherina serve per proteggere noi stessi e le persone che ci stanno vicini. È vero che i casi di positività ancora ci sono, è altrettanto vero che gli effetti di questo virus in questo momento storico sono decisamente assimilabili all'influenza tradizionale, quindi voglio dire possiamo stare abbastanza tranquilli, però non abbassiamo la guardia, non buttiamo via i sacrifici fatti in questi 2 anni e guardiamo al futuro con ottimismo, perché finalmente cominciamo a respirare davvero quella normalità che tanto ci manca e tanto abbiamo combattuto per ritrovarla. Ecco, proprio un'ultima domanda. Sabato sera nel centro di Treviso in qualche periodo è stato insomma un periodo caldo con le famose baby gang che circolavano, la situazione avete intensificato i controlli, quindi è una situazione che era tornata alla normalità. Adesso come va? Si va verso la bella stagione, quindi è più facile vedere insomma grossi gruppi di giovani, non tutti sono ovviamente come le baby gang, questo è da dirlo. Sì, no, difatti è ottima questa ultima precisazione. Ci tengo sempre a dirlo che la stragrande maggioranza dei nostri giovani ci regalano delle soddisfazioni enormi in ambito sportivo, culturale, sociale, perché sono ragazzi che si impegnano e che si pongono degli obiettivi che a volte noi adulti non saremo in grado di raggiungere. Poi c'è una minoranza che però è molto rumorosa e comunque è composta da un numero importante di ragazzi, c'è da dire che è su scala provinciale, perché il 93% dei ragazzi che sono stati fermati a compiere gesti antipatici o a volte dei veri e propri atti vandalici sono da fuori comune, però poca è la differenza. Dobbiamo incrementare il dialogo con questi ragazzi, dobbiamo capire il perché di queste azioni e comunque devono anche loro capire che ad ogni azione c'è una conseguenza. Io mi batto e cerco di dialogare con loro perché voglio evitare che loro si precludano il futuro con certi comportamenti che oggi sono considerati una bravata, poi diventano un reato e un domani sono una condanna che pesa sulla loro testa e che gli può pregiudicare magari l'approccio al mondo del lavoro, al mondo dello studio. Quindi loro sono figli della loro età, quindi sono esuberanti, però non bisogna mai superare il limite del rispetto tra le persone. Quindi io continuerò a parlare, ovvio che abbiamo incrementato i controlli e chi sbaglia paga, come succede sempre. Ecco, un'ultima domanda. Purtroppo noi abbiamo aperto questa diretta ovviamente con il 25 aprile, ovviamente con la festa di San Marco, ma anche con la cronaca, perché nella Marca ci sono stati 2 incidenti, di cui 2 mortali, una di queste è una ragazza di 23 anni. Arriva la bella stagione, insomma l'attenzione deve rimanere davvero alta quando si guidano le auto. Sì, dipende tutto da noi, nel senso che quando ci mettiamo alla guida dobbiamo essere concentrati, lucidi e attenti e mettere al centro della nostra attenzione soltanto il tragitto stradale, perché troppe volte i cellulari, le distrazioni che purtroppo avvengono soprattutto in quelle fasi sono letali e non lasciano scampo, basta un errore per rimetterci la vita. Quindi nel portare la vicinanza alle famiglie delle vittime, io invito tutti alla prudenza, all'attenzione, perché, ripeto, divertirsi è giusto, però sono errori che possono essere davvero fatali. Quindi nel momento in cui ci si mette in una strada, la priorità diventa la guida e quindi non devono esserci distrazioni. Faccio davvero un appello a tutti, ma qui indistintamente, giovani e meno giovani, facciamo attenzione, non sprechiamo il divertimento che poi diventa vano nel momento in cui succedono questi episodi. Quindi quando ci mettiamo in strada, massima attenzione. Sindaco, io la ringrazio davvero per essere stato con noi oggi, 25 aprile, quindi le rinnovo anche gli auguri.
Grazie anche a voi che state lavorando in una giornata di festa e portate nelle case dei nostri trevigiani le notizie, gli eventi e tutte quelle informazioni utili proprio per coloro che magari non possono muoversi. Quindi grazie anche a tutto il mondo del giornalismo. Grazie Sindaco, grazie, buona giornata. Noi andiamo avanti, abbiamo parlato di cronaca, un'altra notizia di cronaca: sedicenti impiegati di banche e di uffici postali sono stati smascherati dai carabinieri del comando provinciale di Treviso e denunciati per truffa. Il primo è un 22enne originario del Napoletano che, spacciandosi telefonicamente per operatore delle poste, ha indotto un 30enne del Coneglianese a versare a suo favore su carte ricaricabili quasi 6.000 euro, mentre la seconda è una 60enne di origine campana che, simulando la qualifica di funzionario di istituto di credito, inviava a una 48enne della zona di Castelfranco Veneto un falso link sul telefono cellulare, riuscendo a farsi accreditare su conto corrente la somma di 4.000 euro. La raccomandazione dell'Arma è sempre quella di porre estrema cautela nel fornire i propri dati personali in rete e di mantenere l'assoluta riservatezza nell'utilizzo di password e codici personali. Abbiamo parlato del 25 aprile, abbiamo parlato della 77esimo anniversario della liberazione. Vorrei farvi sentire le parole di Giovanni Davide Bontorin, che abita a Romano De Zelino nel Vicentino, una staffetta partigiana che ci racconta che cosa ha significato per lui quella data, perché lui c'era. Giovanni Davide Bontorin, bersagliere e staffetta partigiana classe 1925. Nato, cresciuto, vissuto a Romano De Zelino, il 4 luglio compirà 97 anni. E quel 25 aprile 1945, data che segnò la fine della guerra e la liberazione dell'Italia dall'incubo nazifascista e dall'occupazione dei tedeschi, lui c'era. Ricorda con estrema lucidità quei momenti, a cominciare dalla vigilia della liberazione il 24 aprile di 77 anni fa. Piene le strade di tedeschi in ritirata. Venivano qua per Romano perché io ero in piazza, allora metà andavano verso Pove, che andavano su per la Valsugana, e metà prendevano la strada del Crespano. Questo il giorno prima? Sì. Quindi c'erano le strade piene di tedeschi? Alla sera, sì, piene. E il giorno dopo, il 25? Dopo il 25... Cosa è successo? Allora la notte dopo andare a casa e tutti sono scappati via, perché guai. Tanti donne e bambini sono andati qua sulla nostra collina, che c'era una galleria ancora dalla prima guerra mondiale, sono andati a rifugiarsi là. Io no, io ho girato tutta la notte. Perché girava? Per cattare il posto sicuro. E dopo la mattina ho visto la bandiera bianca su al cimitero, la liberazione, finita la guerra. Cosa ha provato? Da una parte contenta, perché l'altra gli viene in mente tutto quello che dovevo patire anche, perché per arrivare a quei momenti giovani, sempre con i giovani succedeva. Sì. Tanti giovani pronti davvero a dare la vita per la libertà. Sì. Giovanni Bontorin scampò al rastrellamento del Grappa, che a Bassano porta il segno drammatico lungo il viale intitolato ai martiri dell'eccidio. Quel giorno là siamo partiti per stellamento e cominciare a sparare da Eneo, dalla parte di là, qui canoni, alle 7 di mattina del 21 settembre del 44. Quel giorno che impiccava, e abbiamo visti proprio con i nostri occhi là, quando che chiamava sua mamma, andava avanti, questa corda sul camion, andava avanti e restava là. Ma come possa fare la gente arrivare a quel punto? Italiani contro italiani. Che non era contro tedeschi o altra gente. Italiani.
Divenne disertore perché si rifiutò di combattere per un esercito che non riconosceva più suo. Sin da subito contrario alle ideologie nazifasciste che imperavano in quegli anni, appoggiò la lotta dei partigiani. Io andavo a Campo Solagna, andavo a Lepre, al Forcereto, sempre con una busta chiusa. E come funzionava? E funzionava perché aspettavo gli altri, tra quelli che comandava là e organizzava, che arriva il tale così e così. Ma lei come si spostava? A piedi? A piedi, sempre a piedi, dentro quei boschi. Mi sapevo più o meno le strade nascoste. Giovanni Davide Bontorino ogni anno porta nelle scuole la sua esperienza, raccontando ai giovani storie di vita vissuta, pagine di guerra che hanno toccato da vicino anche il nostro territorio. E a loro lancia un messaggio di pace e libertà. Lei ha sempre lottato per la libertà della sua Italia. Sempre, sempre. Quando sono andato militare, perché allora era ancora sotto il fascismo, dopo ho fatto la fuga, disertore ero messo. Perché Però, lei non accettava quella situazione? No, però non mi hanno più preso, se mi prendevano mi uccidevano perché ero. Però la libertà sopra ogni cosa. Sì. Prima della pubblicità le parole del ministro D'Incà sul 25 di aprile, 77 anni fa in questa giornata la storia del nostro paese è cambiata. Il 25 aprile segna un momento di svolta, la liberazione dal nazifascismo e l'inizio del cammino che ci porterà ad essere una repubblica democratica. Così Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento, alle celebrazioni per la festa della liberazione a Belluno. È importante ricordarci il valore di questa giornata, aggiunge la difficoltà e l'impegno di quella eroica generazione che sacrificò la propria giovinezza per fare in modo che le generazioni future non dovessero più farlo. La memoria è un dovere per tutti noi. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in diretta in studio, l'abbiamo detto, 25 aprile, una festa importante per i cittadini, oggi più che mai va ricordata e festeggiata. Sentiamoli. Che significato ha oggi il 25 aprile, ricordare e festeggiare il 25 aprile? Oggi ci ricorda che siamo gente libera, che una volta non eravamo, e ci sono delle persone che non capiscono cosa sia la libertà. Questo è il guaio. Chi sta bene sotto una dittatura? Nessuno, non crede. Eppure, vede a Putin cosa fa. Quello che poi nel suo paese è venerato. Soprattutto oggi, sì, senz'altro. Secondo me sì. Ecco, con la guerra oggi, esatto. Che significato assume? La resistenza, i resistenti in Ucraina sono assimilabili ai resistenti nostri, diciamo, della seconda guerra mondiale. È importantissimo il 25 aprile per tutti, è una festa, un ricordo nazionale importantissimo. Assume il significato di ricordare storicamente questo periodo terribile del fascismo in Italia e della resistenza in Italia. Ha oggi un significato ancora più importante alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina? Direi proprio di sì. Io mi ricordo la guerra e l'ho vissuta. Ecco, e per i giovani è importante ricordare questa? Immagino di sì, che debba essere comunque una testimonianza che loro devono innanzitutto capire perché c'è stato il 25 aprile e poi perché oggigiorno si stanno perdendo tanti valori e sarebbe bene che questi valori venissero riproposti nella giusta maniera. Per noi ha un significato nel senso che ricorda una fase storica importante per il nostro paese. Certamente per le nuove generazioni non ha molto significato, però per chi ha
vissuto certi periodi della storia, penso sia ancora giusto ricordarlo e ricordare anche ai giovani il sacrificio che molti italiani hanno fatto per poter essere adesso liberi. È ancora giusto festeggiarlo, anche perché essendo nel campo della ristorazione per me è solo lavoro e speriamo che arrivi. E cambiamo argomento e andiamo nel Vicentino, perché a Montecchio Maggiore Plateatici saranno gratis fino al 31 dicembre. L'amministrazione andiamo incontro alle attività commerciali. Plateatici gratis per i pubblici esercizi di Montecchio Maggiore per tutto il 2022. La Giunta Comunale ha approvato l'esenzione totale dal pagamento del canone patrimoniale unico per occupazione del suolo dal 1 di aprile al 31 dicembre. Lo scopo: incentivare l'utilizzo degli spazi sia per evitare il possibile formarsi di assembramenti e prevenire la diffusione dei contagi, sia per dare una mano ai bar e ai ristoranti già provati dalle lunghe restrizioni causa Covid. Non essendo prevista da parte del governo la proroga dell'esenzione, l'amministrazione ha deciso di intervenire direttamente con l'obiettivo di sostenere gli esercenti. Uno sforzo in più, dichiara l'assessore alle attività produttive ed economiche Raffaella Mazzocco. Stimiamo un minor gettito derivante dal pagamento del canone unico patrimoniale di circa 10.500 euro, che però ci è sembrato doveroso in questo periodo. E parliamo anche di economia, perché le esportazioni hanno trainato l'economia nell'ultimo trimestre del 2021. In Veneto toccato un record storico con una crescita del 18,4% rispetto al 2020. A diffondere i dati la Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo, che spiega come numerosi timori per il 2022 a causa del rincaro dei costi dell'energia e del conflitto in corso in Ucraina. Crescita in doppia cifra, livelli pre-Covid superati. Grande l'entusiasmo del mondo imprenditoriale nel quarto trimestre 2021, già frenato nell'ultimo scorcio dell'anno da numerosi elementi di preoccupazione, dal rincaro dei costi dell'energia e delle materie prime al conflitto russo-ucraino. Con 29 miliardi di euro di esportazioni, i 27 distretti industriali del Veneto hanno toccato nel 2021 un nuovo record, con una crescita del 18,4% rispetto al 2020 e di un 5% anche rispetto al 2019. È il mercato USA quello principale di sbocco delle merci, seguito da Germania, Francia, Polonia e Belgio, ma sono il Regno Unito, la Svizzera e la Spagna i mercati che hanno recuperato quote maggiori rispetto ai livelli pre-pandemia. Bene nel padovano il settore delle materie plastiche, quello delle biciclette, che in realtà non si era fermato neppure nei mesi di lockdown. Cresce la vendita di macchine agricole, distretto particolarmente esposto con Russia e Ucraina, crescita rilevante anche per la termomeccanica e per i prodotti in vetro. Ed ora ne abbiamo parlato anche con il sindaco di Treviso, di turismo. Abbiamo visto il turismo in città, in tutte le città, Venezia, Treviso. Abbiamo visto insomma che tornano gli stranieri e che insomma era una delle cose auspicate tantissimo dai commercianti, dai ristoratori, che hanno vissuto davvero momenti di difficoltà in questi 2 anni. Nelle ultime ore il meteo ha fatto un po' le bizze con il rischio di pioggia, ma come previsto anche al Lido di Venezia prende il via la stagione balneare 2022 e aprono i primi ombrelloni al Blue Moon. Ottime le prenotazioni anche per le capanne che apriranno a maggio e grandi aspettative dopo 2 anni di pandemia per la stagione estiva fino a fine settembre. Si aprono finalmente gli ombrelloni, parte da sabato 23 aprile, anche con l'incognita del meteo e la pioggia caduta nelle ultime ore, la stagione balneare al Lido di Venezia, un'apertura che ha un forte valore simbolico per tutti gli operatori turistici e per i bagnanti, con il primo stabilimento balneare aperto, quello del Blue Moon in piazzale Bucintolo, gestito dalla società Venezia Spiagge controllata dal comune. Già parte la stagione per i clienti nostri giornalieri, e a seguire il 14 maggio aprirà la piscina
con un rinnovato spirito, ovvero i lettini avranno un topper di 10 cm con il telimare, ci sarà il servizio all'ombrellone diretto, cioè un servizio veramente di altissimo livello. E al mattino presto invece in piscina sarà possibile fare nuoto libero e ci saranno dei corsi per bambini, quindi abbiamo pensato ad un utilizzo della piscina anche sportivo e non solo di relax. Oltre alla piscina a Sfioro, in spiaggia ci saranno molte novità, non solo a Venezia Spiaggia ma su tutto il litorale dell'isola. Il clou del periodo estivo sarà come al solito dal 1 giugno al 15 settembre con tutte le capanne aperte. E poi il momento più glamour durante la mostra del cinema. Obiettivo di tutti gli operatori è però il prolungamento della stagione. Per noi le famiglie sono il target di riferimento e quindi abbiamo pensato a tutta una serie di attività sportive, di eventi e anche di animazione perché le famiglie sono il nostro target, quello a cui noi pensiamo sempre quando facciamo tutti i nostri investimenti. Senza dimenticarci i nonni, e quindi non c'era nemmeno un campo da bocce, quindi istituiremo i campi da bocce, e abbiamo pensato anche alla gastronomia e quindi abbiamo rinnovato con una procedura comparativa le attività ristorative. E sono iniziati da un mese e già portano i significativi risultati. Stiamo parlando degli scavi archeologici di Altino, sempre nel veneziano. Da lontano potrebbero sembrare terrazze alla veneziana. Gli scavi archeologici di Altino, avviati un mese fa, hanno fatto riemergere lo strato più antico. Prima scoperta, poi nuovamente interrata, è riemersa la pavimentazione e con essa sono riaffiorate alcune strutture murarie, una delle quali potrebbe essere la prosecuzione della banchina già scoperta in passato lungo il canale Sioncello, attivo in quest'area fino al I secolo a.C. e interrato alla fine dello stesso per ampliare i quartieri abitativi della città. Mercoledì alle 15:30 gli scavi si potranno vedere dal vivo nell'ambito dell'iniziativa Scavi Aperti. Si potranno vedere in esclusiva alcuni pavimenti, non dirò mosaici perché sono pavimenti diversi, più antichi di quelli attualmente valorizzati, che erano già stati scoperti negli anni 60 e poi reinterrati, mai più visti. Ma qualcosa di molto interessante sta emergendo anche in un'area dello scavo archeologico che non era mai stato precedentemente indagato. Qui probabilmente le strutture da lasciare a vista in una futura musealizzazione non ci sono, oppure non ci sono ancora, però l'indagine stratigrafica sta dando dei frutti estremamente interessanti. Vi aspettiamo numerosi per questa bella giornata di archeologia pubblica insieme. Ed ora invece parliamo con un ristoratore, dovrei averlo al telefono, Fabio Legnaro, titolare della trattoria Ballotta a Torreglia. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di questa opportunità. Grazie, intanto sicuramente una giornata, sicuramente lei sarà impegnatissimo immagino a quest'ora perché insomma 25 aprile tanta gente starà venendo a mangiare. Intanto volevo chiedere, è una ripresa questa con queste festività, la Pasqua, la Pasquetta, i ponti, la gente è tornata finalmente a mangiare? Guardi, siamo davvero il gruppo dei ristoratori di Torreglia, le tavole tauridiane, siamo anche un'associazione, qui a Torreglia ci sono 36 ristoranti, si pensi. Siamo veramente contenti di questo periodo perché ci ha ridato fiducia, speranza e, tra parentesi, anche qualche soldino in tasca, perché eravamo davvero un po' preoccupati, visto il caro bollette, visto le pandemie che ci hanno lasciato tempo fa e visto anche quello che sta succedendo all'est. Qui noi peschiamo clienti anche nella zona di Avone e Montegrotto, da Torreglia, quindi lì sentiamo molto il turismo straniero. Ecco, quindi il turismo straniero che sta tornando? Allora, il turismo straniero sta difficilmente tornando, noi per fortuna i colli Euganei sono i colli di Venezia, di Rovigo, di Ferrara e quindi bene o male, soprattutto nei weekend, godiamo di questo afflusso delle persone da fuori città. Siamo comunque i colli di Padova, quindi peschiamo anche a Padova, ci manca un po' questo turismo straniero che viene dalle zone termali di Avone e Montegrotto.
Certo, anche se abbiamo visto insomma nelle città comincia a sentirsi insomma parlare una lingua straniera, il tedesco, gli austriaci abbiamo visto che stanno ricominciando ad arrivare. Senta, c'è un po' il timore per il problema proprio invece del rifornimento delle materie prime, insomma, e lo sappiamo. Un attimo, mi sentite? C'è un po' la preoccupazione, vista la guerra in Ucraina, un po' della mancanza di materie prime, della difficoltà di trovare appunto le materie prime per voi? Sì, è successo. Abbiamo qualche difficoltà, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento telefonico. Signor Fabio, mi sente? No, non riusciamo a sentirlo, vediamo magari se riusciamo a sentirlo magari fra qualche minuto, intanto noi andiamo... Mi sente? Niente, andiamo avanti anche con una notizia di cronaca, poi torniamo a parlare con il signor Fabio, speriamo di riuscirci a ricollegare perché insomma sono ristoranti su Colli che ci hanno detto insomma dove finalmente è tornata la gente, dove finalmente sono tornati a mangiare dopo veramente questi momenti difficilissimi e come ha detto il signor Fabio finalmente si è tornati a vedere i clienti nei ristoranti. Cronaca, purtroppo stavano per festeggiare i 60 anni di matrimonio, marito e moglie sono morti nello stesso giorno, lutto a Selvana in provincia di Treviso per la scomparsa di Giuseppina Dotto, per tutti Ita, di 85 anni, mancata all'ospedale Cafoncello dopo una grave malattia, e per il marito Giuseppe, 89 anni, ispirato a 6 ore di distanza mentre si trovava nella sua abitazione. Per anni hanno gestito insieme la storica agenzia immobiliare Stima in via Paris Bordone a Treviso. I funerali si celebreranno al Duomo di Treviso giovedì prossimo 28 aprile alle 15, i funerali di questa coppia. E cambiamo argomento, però rimaniamo... ecco, forse riusciamo a riparlare con il signor Fabio. Signor Fabio, buongiorno, mi sente adesso? Adesso la sento, chiedo scusa. Niente, ecco, stavamo parlando Sì, vi stavo dicendo appunto quello, noi abbiamo sentito un paio di settimane fa questo discorso della parte, noi la chiamiamo nei locali la parte grassa, cioè burro, margherina, olio di oliva, eccetera, eccetera. Quelli ci sono stati davvero razionati dalle grosse ditte che ci forniscono. Abbiamo avuto un rincaro delle carni, un po' di tutto, soprattutto il pollo e il capretto e agnello nei giorni scorsi, che era il massimo delle compravendite in quei giorni, per il discorso del mangime, diciamo. E stiamo risentendo, per fortuna quasi tutti noi produciamo pasta fresca in casa, però stiamo vedendo le farine che stanno crescendo, quindi siamo preoccupati un po' di questo. Bollette, sapete, sono più che triplicate per noi. Però insomma, se c'è movimento noi riusciamo a far fronte. Abbiamo aumentato appena del 5 dell'8% noi, anche se abbiamo avuto rincari di molto di più, quindi per il momento siamo ancora contenti e insomma vediamo questa ripresa, signora. Ecco, sta arrivando la bella stagione, a parte questi giorni purtroppo abbiamo visto insomma con il meteo che un po' non ha agevolato l'uscita della gente magari. Ieri no, ma ad esempio oggi qui da noi nei colli stiamo facendo mangiare persone fuori, sotto i glicini, sotto le pergole. Ha tenuto, insomma, dalle 9 stamattina in poi ha tenuto, quindi stiamo lavorando all'esterno. Quindi insomma riuscite a lavorare davvero... Sì, in forma primaverile siamo veramente contenti, signora. Ecco, dal 1° di maggio cambieranno le regole, quindi anche per voi un grosso respiro di sollievo, perché insomma si dovrebbero eliminare anche le mascherine all'interno e insomma la richiesta poi dei Green Pass. Questo per voi è una grande possibilità. Certo, anche questo ci pesa, anche questo porta a frenare qualcuno. Io credo sia anche una questione psicologica, dicendoci guarda che non servono più le mascherine, non serve più il Green Pass, anche le persone non si sentono sotto un cappello pesante che può portarti a rallentare magari per qualche uscita in meno, quindi anche quello dovrebbe aiutarci. Come vede questo futuro, questa estate, come la vedete lì voi ristoratori? Perché lo sappiamo, voi siete la categoria che è stata una delle categorie più in difficoltà. Sì, stiamo recuperando un po' con i banchetti nunziali, ma anche cresime e comunioni che sono state rimandate
per qualche anno, quindi vediamo questo momento un po' più importante che sta arrivando, quindi noi siamo molto positivi, ci piace questo momento, insomma. Come 25 aprile che cos'è? Qual è il menù del 25 aprile? Allora guardi, noi abbiamo l'uscita delle erbette spontanee dei colli, abbiamo il tartufo scorzone, il mazzaiolo che è arrivato molto bello, abbiamo una bella zona che produce l'asparago qui, la zona di Pernumia, pensi che riusciamo ad avere gli asparagi bianchi in giornata, quindi freschissimi, molto buoni e sono le cose naturali che la gente cerca di più. Abbiamo comunque i pollai, abbiamo le stalle e dopo le cantine, abbiamo i vini dei colli che ci stanno dando una grande soddisfazione. Proprio oggi a Villa Vescovi, la Villa del Fai, c'è una giornata, ieri e oggi, una giornata proprio sui vini dei colli ed è veramente bello, c'è molta gente, mi ha detto il direttore, un grosso afflusso anche qui a Torreglia. Luvigliano di Torreglia c'è la Villa Vescovi, Villa del Fai. Io la ringrazio davvero, la lascio che immagino, insomma, il lavoro la richiama, quindi grazie davvero per essere stato con noi. Bene, noi andiamo avanti e torniamo a Treviso, parliamo anche dello Storga, un polo di formazione ed educazione ambientale rivolto ai più giovani. Per il parco un nuovo passo sulla strada della riqualificazione. 100 classi e oltre 1700 alunni coinvolti dallo scorso autunno. Tra gli orti urbani e il centro di recupero della fauna selvatica, la cooperativa Comunica ha ristrutturato e avviato, in collaborazione con la provincia e il sostegno del gruppo folcloristico, la Storga, un polo di cultura e formazione ambientale. Noi pensiamo che l'educazione ambientale non sia semplicemente il rispetto della natura, ma sia anche un modo per far crescere le persone a livello personale, a livello sociale, aumenta molto il rispetto per gli altri, aumenta la cognizione del tempo, il saper aspettare, l'attenzione ai dettagli, che sono tutte cose che si stanno un po' perdendo. Di fronte a un'altra ampia struttura del complesso dello Storga che la cooperativa vorrebbe recuperare, intervento per il quale è ben accetto, dice il presidente, l'aiuto di tutti. Per il parco dello Storga un passo ulteriore verso un recupero complessivo, l'ennesima risposta a chi accusa la provincia di lasciare quest'area a se stessa. Si può sempre fare meglio perché i margini di miglioramento non finiscono mai. Non voglio far polemica, io dico che dal 2016 ad oggi, nel momento in cui sono arrivato e ricordo un'esercitazione di protezione civile all'epoca per dei primi interventi di messa in sicurezza, ad oggi il passo è cambiato e lo tocchiamo con mano. Storga che rientra a pieno titolo nel piano green del comune di Treviso, impegnato nella riforestazione urbana della città. Teniamo conto che questa area insiste soprattutto sul territorio del comune di Treviso e quindi produce ossigeno anche per i trevigiani. Dobbiamo tenerne conto per quello che sarà la presentazione al prossimo Green Leaf e quindi, perché no, valorizzarne la sua realizzazione e il suo ampliamento. Abbiamo iniziato questa diretta parlando del 25 aprile, ovviamente parlando anche della festa di San Marco. Dunque doppia festa, dunque per i veneziani che celebrano San Marco, il loro patrono, e come ogni tradizione che si rispetti, ogni signore attende il suo boccolo. Il 25 aprile per Venezia, per la sua storia che continua, è sicuramente uno dei giorni più importanti. Infatti si festeggia la figura, se non il simbolo di Venezia, San Marco, patrono di Venezia e del Veneto. Di Marco, il secondo degli evangelisti, non si conosce molto. Il suo vero nome è Giovanni, poi divenuto Marco da Marte, dio della guerra, per il suo carattere focoso e generoso. Discepolo di Gesù, seguì fin dalla tenera età Pietro. Marco scrisse uno dei 4 Vangeli canonici. Durante uno dei tanti viaggi, diretto da Aquileia a Roma, a bordo di una barca, fu colto da una improvvisa quanto violenta tempesta e nel tentativo di salvarsi la vita si rifugiò in un luogo sicuro, a riparo dalla violenza del mare. Ed è lo stesso luogo dove più avanti nascerà Venezia. E lì attese che il tempo si calmasse. Durante la notte, un angelo sotto le sembianze di leone alato gli apparve in sogno
e gli sussurrò la famosa frase Pax tibi Marce, Evangelista meus, hic requiescat corpus tuum. Pace a te Marco, Evangelista mio, qui riposerà il tuo corpo. Era una profezia. Marco morì ad Alessandria d'Egitto, molto probabilmente di morte violenta, e lì fu sepolto. Non è certa la data della sua morte, ma la tradizione vuole sia il 25 aprile dell'anno 68 d.C. 760 anni più tardi, due mercanti veneziani, Bono da Malamocco e Rustico da Torcello, trafugarono i resti di San Marco e li trasportarono a Venezia, dove vi giunsero il 31 gennaio dell'anno 828. Da allora San Marco divenne il patrono di Venezia e di tutte le terre venete. Da quel momento la figura del leone alato, simbolo di San Marco, viene riportata nella bandiera veneziana e veneta e sotto alla zampa un libro che riporta parte della frase ricevuta in sogno dall'angelo. Pax tibi Marce, Evangelista meus. Ma nel giorno di San Marco si rivive anche una delle più belle storie d'amore veneziane, la storia di due giovani innamorati veneziani, Maria e Tancredi. Un amore impossibile, perché lei era la figlia del doge e lui un semplice menestrello. Tancredi chiese la mano di Maria, ma il doge, come era prevedibile, rifiutò. Impossibile per un menestrello ricevere in sposa la figlia del doge. Tancredi allora, in cerca di fama e di gloria, si arruolò con l'esercito di Re Carlo per combattere i Mori e nell'intento di tornare a Venezia per chiedere nuovamente in sposa Maria, ma questa volta da valoroso condottiero. Purtroppo Tancredi trovò la morte combattendo, ma prima di spirare riuscì a staccare una rosa e intinta del suo sangue la inviò alla sua amata in segno di amore eterno. Maria, stringendo al petto la rosa del suo amato Tancredi, morì dal dolore. Ecco perché ogni anno, il 25 aprile a Venezia, è tradizione regalare un bocciolo di rosa rossa alla propria amata, il boccolo. Buon San Marco a tutti e buona festa del boccolo. E siamo arrivati davvero al termine di questa diretta. Ringrazio i registi Tony Esposito e Mattia Pizzaia che ci hanno seguito. Grazie anche a voi telespettatori per averci seguito. Buon 25 aprile e buona festa di San Marco. Grazie per averci seguito. Vi lascio alle previsioni del meteo. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Festa della Liberazione con tempo ancora una volta variabile sul nostro territorio. Vediamo dunque il dettaglio di lunedì 25 aprile. Sul Veneto sarà spiccatamente instabile, al mattino sarà in prevalenza asciutto con parentesi soleggiate anche ampie ovunque. Con il passare delle ore cielo via via più nuvoloso e saranno ancora possibili delle precipitazioni a carattere sparso e discontinuo, ma in esaurimento entro fine giornata. Temperature in lieve aumento, minime tra 7 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 16 e i 20 gradi all'incirca. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente sarà più soleggiato. Possibile poi qualche breve pioggia locale, specie tra pianura e prealpi. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 15-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà parzialmente soleggiato. Nelle ore più calde la probabilità di rovesci sarà in lieve aumento. Temperature minime intorno ai 6-9 gradi, massime sui 20-21 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.